Ecco il momento dello scambio nel park dell'Interspar in via Rampa Cavalcavia a Mestre, ripreso dalle telecamere di videosorveglianza di un B&B, in cui il piccolo burro, un barboncino toy color caramello con un cappottino blu, rosso e bianco, viene ceduto in cambio di qualcosa, con tutta probabilità denaro. Il video ora è in possesso dei carabinieri, che stanno indagando per trovare chi ha sottratto il barboncino alla sua famiglia da Campo San Polo a Venezia giovedì verso le 18:45, quando è uscito per la passeggiata. Inizialmente avevano pensato a una fuga momentanea con il guinzaglio che si è sfilato, quindi la denuncia ai carabinieri per smarrimento, poi la richiesta di aiuto su gruppi Facebook con tanto di annuncio. Il mondo del web si è mobilitato e così anche il servizio di salvataggio animali AGS, il cui esperto in breve però ha capito che Burro non si era smarrito. Ci siamo resi conto subito che non si trattava, di un normale smarrimento, ma di un furto. E in brevissime ore siamo riusciti a creare tutta la dinamica che dal Venezia Centro Storico ci ha portato poi in un secondo momento a Mestre. Dove sarebbe avvenuto lo scambio? Scatta la denuncia per furto e si scopre che Burro era stato visto con due presunte borseggiatrici a Venezia, trascinato verso il tronchetto e prelevato da due uomini. E si evince il fatto che la macchina mette il cane al suo interno e poi se ne va. Se ne va non molto distante da Mestre e anzi siamo molto vicino a Mirano, un posto cupo, buio, con comunque altri animali all'interno e una struttura, ecco, che non si addice a una situazione così. C'è la targa, spiega la proprietaria, che non vuole dire altro, ma Simioni aggiunge: Si poteva fare sicuramente un qualcosa di più, non da parte nostra ovviamente, ma da parte, ecco, delle forze dell'ordine perché io sinceramente sarei entrato, ecco, nell'abitazione, cosa che ovviamente non mi è permessa non essendo un pubblico ufficiale. più passa il tempo, più le speranze di ritrovare Burro si affievoliscono, perché spesso dietro a questi furti si nascondono vere e proprie organizzazioni criminali. Questi cani e gatti che vengono rubati vengono usati poi in un secondo momento come stalloni per poi rivendere i cuccioli ed avere accesso ad ingenti somme di denaro. Mi auguro poi che queste persone si mettano una mano nella coscienza e soprattutto anche con una risonanza mediatica così grande e che perlomeno rilascino il cane, ecco, in qualche luogo nelle nostre vicinanze.